adesso è il momento di presentare la prima categoria e lo facciamo subito con le nomination di prima categoria. E abbiamo subito quelle legate al ruolo dell'allenatore. Sono in nomination e li invito qui sul palco: Giuseppe Indelicato, Sant'Agata, Samuele Costanzo, Sporting Eubea, Giuseppe Cammarata, Geraci. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Ciao. Ciao Federica. Ciao. Allora, vi sarete domandati perché è salita Federica? Perché insomma questa nomination come miglior allenatore di prima categoria è molto particolare. Mi metto da questa parte vicino a Federica, che grazie insomma di essere venuta. Purtroppo insomma la figura del fratello, che è scomparsa durante la stagione, ha segnato un po' tutto il gruppo di Geraci, anche chiaramente la tua famiglia, in modo particolare la tua persona che era molto legata al fratello. E praticamente cosa è successo? Il Geraci ha deciso durante la stagione di non prendere un nuovo allenatore, di autogestirsi. Hanno vinto alla grande il campionato e lo hanno dedicato alla memoria di tuo fratello. Ed è stata una cosa bellissima. Quando l'Ajax ha preso in esame insomma, i nominativi, è venuto fuori quello di tuo fratello, perché giustamente il Geraci aveva vinto un campionato alla grande e appunto poi c'è stata questa brutta vicenda. Che dirti, io ti ringrazio per essere stata insomma così felice anche di accettare questa tua presenza qui sul palco, che non è facile, diciamolo pure. Sì, no, sono felicissima, ti ho ringraziato da subito, ho ringraziato chi mi ha contattato e spero che lui è fiero, ne sono sicura, e quindi lo faccio per lui tutto. Arriva spontaneo l'applauso anche del pubblico, grazie. Io invito qui sul palco per premiare quale miglior allenatore di prima categoria il presidente dell'Ajax di Catania, Renato Marletta. Ciao Renato, ciao Renato. Allora, mettiamoci un po' più avanti perché ogni volta ci allontaniamo. Consegniamo la busta a Renato. Allora, a questo punto abbiamo 3 nominativi difficili, vediamo un po' chi vince. Vince miglior allenatore Samuele Costanzo, Sporting Eubea. Bene, bene, questo lo tengo io. Eccola qui, la targa da consegnare a Samuele Costanzo, vincitore della targa come miglior allenatore. Intanto consegniamo, perfetto, ok, grazie. E qui ci sono quelle per Giuseppe Indelicato e Giuseppe Cammarata, e per l'occasione sarà Federica a riceverla. Perfetto. Allora guarda, a Federica la mettiamo al centro, ecco qui, alla memoria anche di Giuseppe Cammarata. Allora, una battuta subito con il vincente doppio, perché hai vinto la Coppa Sicilia con lo Sporting Eubea, hai vinto anche il campionato, insomma meglio di così non poteva andare questa stagione 2015-2016. Una stagione indimenticabile, la prima è iniziata bene, ma comunque il merito è soprattutto dei ragazzi che hanno fatto qualcosa di strepitoso, hanno scritto la storia del calcio dilettantistico. Vincere il campionato e vincere la Coppa penso che non si ripeta ogni anno, quindi io questo premio lo dedico alla società che mi ha dato la possibilità a 27 anni di iniziare ad allenare e ai ragazzi che hanno fatto una stagione importantissima. Avete sentito bene, allenare già a 27 anni, mentre invece tu 27 non ce li hai, però ti sei rimesso in gioco e devo dire che hai portato il D'Agata ad un livello pazzesco, hai vinto un campionato bellissimo, anche insomma sovvertendo alcuni pronostici che inizialmente vi classificavano come una squadra un po' ribelle, però tu li hai acquietati tutti e hai fatto poi un campionato meraviglioso, quindi complimenti anche a Giuseppe Indelicato. Grazie, è vero, l'anno precedente c'era questa etichetta, qua siamo riusciti quest'anno quantomeno a ritornare nel calcio che conta, nel senso senza risse e senza niente, per cui da questo punto di vista ringrazio tutti i miei calciatori e ringrazio i miei dirigenti che hanno supportato questa situazione. Grazie a Giuseppe Indelicato. Allora, non ha vinto, però è nei nostri cuori, nei nostri pensieri tuo fratello. Grazie, sicuramente questo mi ha fatto tanto piacere
Lo ricorderò e dico soltanto che è dura quello che ha fatto lui a soli 30 anni, è riuscito comunque a vincere 2-3 campionati e sono fiera di lui nonostante... E poi soprattutto a farsi volere bene da tutta la squadra. Esatto, soprattutto che non hanno voluto nessun allenatore perché loro tenevano proprio a lui. Perfetto. Grazie Federica Cammarata che ha ritirato il premio per Giuseppe. Grazie, vi congedo. Grazie Giuseppe, grazie. Allora, complimenti ancora a Samuele, consegniamo nel frattempo la targa a Renato per la sua partecipazione, mettiamoci un po' più al centro. Volevo ringraziare tutti gli intervenuti, ringraziare te per quello che fai per il nostro movimento, perché in effetti il calcio dilettantistico con te vive di luce propria, e soprattutto volevo ricordare agli allenatori presenti che il giorno 8 abbiamo l'assemblea dell'AIAC al Borghetto Europa, alle 17 ci sarà poi un incontro con Pino Rigoli, il 14 faremo il corso d'aggiornamento terzo modulo al Tennis Club Umberto e il 17 una chicca un po' per tutti, purtroppo parteciperemo solo in 20, c'è una gara amichevole con i ragazzi dell'IBM di Bicocca, per cui insomma faremo felici tanti giovani portando Mascara, Spinesi, Pantalenni e qualche giocatore importante, per cui insomma siamo sempre in movimento in attesa che al 30 giugno siamo tutti scadenti, ci saranno poi il rinnovo delle cariche sociali. Vedi qua il 30 giugno c'è tempo. Grazie Renato, grazie ancora Renato Marretta, attenzione perché la scala è pericolosa. Allora, dopo le nomination come miglior allenatore, quindi la premiazione di Samuele Costanzo, è la volta di conoscere le nomination come miglior dirigente di prima categoria. Sono in nomination e li invitiamo qui sul palco Gaetano Brunetto, Giardini Naxos, Vincenzo Gammino, Nuova Caccamo e Stefano Barresi, Terme Vigliatore. Salve Presidente, non riesco a vedere Brunetto, non è arrivato forse? Non è arrivato Brunetto, ahimè. Adesso chiamiamo colui che vi premia perché è un manager sportivo, lui si chiama Davide Santonocito che invito qui sul palco per consegnare la targa quale miglior dirigente per quanto riguarda la prima categoria. Eccolo qua Davide Santonocito, ciao Davide, ben trovato. Allora, portiamo la busta da consegnare subito a Davide Santonocito, sarà lui a comunicare il nome di colui che vince. Allora, apriamo questa busta, vediamo un attimo, vince come miglior dirigente di prima categoria. The winner is Vincenzo Cammino, Nuova Caccamo. Nuova Caccamo, perfetto, grazie, complimenti Presidente. Allora, prendi la targa, puoi prendere la targa e la consegniamo a Vincenzo Gammino. Eccola qui, perfetto, ok. Prendiamo anche l'altra da consegnare al perdente, ma rimane comunque sempre una bella soddisfazione. Prendiamo l'altra targa da consegnare al presidente del Terme Vigliatore. Eccolo qua, perfetto. Nel frattempo io faccio una battuta con il presidente. Nuova Caccamo, ho visto alcune immagini di grande festa, la voglia matta di ricominciare a essere protagonisti in un calcio che non è più quello della prima categoria, perché adesso la promozione sarà leggermente più impegnativa. Sì, sicuramente. Intanto voglio ringraziare voi dell'invito e vi devo fare i complimenti per questa maestosa organizzazione. Poi sicuramente tutto questo non succede per caso perché insomma tutto è stato programmato, tutto con molta passione. Mi sento di ringraziare tutti i dirigenti della Polisportiva Caccamo perché sono stati tutti impeccabili nel proprio ruolo e nel rispetto, dico sempre, delle regole, perché senza regole non si va da nessuna parte. Assolutamente, giusto Presidente. Presidente, lei mi chiacchiera con un manager sportivo, chissà, forse per nuove idee, per lanciare sempre di più questo Terme Vigliatore. Sì, quest'anno comunque è stato ricco di soddisfazioni, soprattutto per noi che ci premia la Coppa Disciplina, aver vinto la Coppa Disciplina della prima categoria tutta la Sicilia è stato il premio migliore di tutti. Perfetto, complimenti, grazie per aver partecipato al Penalty Awards.
Perfetto, allora consegniamo a Davide Santonocito la targa per la sua partecipazione, una battuta veloce a colui che quest'inverno ha organizzato un evento importante che si chiama Etna Sud, ma un manager non è soltanto un organizzatore di tornei, ma è anche un costruttore di società, un costruttore anche di progetti che debbono veramente durare il più a lungo possibile. Per fare un esempio culinario, è come chi ha un ristorante e fa di tutto. Il manager deve pensare a tutto, deve programmare da chi lava i pavimenti a chi ha lo chef, a chi deve stare alla cassa. Però se è un manager che parte dalla Sicilia forse qualche difficoltà ce l'ha in più. Ma come tu pensavi ho girato il mondo per formarmi, in Sicilia è un po' difficile. Perfetto, allora ti auguriamo una buona stagione, grazie Davide Santonocito. Allora, dopo il miglior dirigente è la volta di conoscere le nomination come miglior giocatore di prima categoria ed invito qui sul palco Alessandro Barbagallo del Calatabbiano, Nico Fleres, Real Rometta, Alessandro Piazzese, Castronovo. Non vedo Nico Fleres, mi aveva detto che era arrivato. Si sarà disperso. Mettetevi qui al centro ragazzi, perché adesso sarete comunque voi due da soli a concorrere. Allora vi invito qui sul palco per premiare quale miglior giocatore di prima categoria, che insomma è un ruolo importante, perché insomma il migliore degli 8 gironi. Portiamo la busta cortesemente a Renato per comunicare il nome del vincitore come miglior giocatore di prima categoria. È un mio ex giocatore, con piacere, così come Samuele Costanzo, Alessandro Barbagallo, Calatabbiano. Calatabbiano, perfetto. Alessandro, complimenti. Nella prima edizione Alessandro era in nomination sempre come giocatore, uno dei migliori giocatori di prima categoria, è andata male, quest'anno invece evidentemente è andata bene. Consegniamo ad Alessandro la targa, perfetto, l'altra per Alessandro Piazzese e basta, perfetto, grazie. Allora, nel frattempo una battuta la facciamo subito con il vincitore, fotografie di rito. Allora, Alessandro, devo dire che il Calatabbiano quest'anno ha sorpreso tutti, programmazione, i tuoi soliti 25 gol giù di lì, a dimostrazione che a questo punto mi raccomando per la prossima stagione, perché il Calatabbiano fa sempre delle cose belle, però poi appena arriva in promozione sembra un po' cadere insomma, e zoppicare vistosamente. No, credo che invece il Calatabbiano l'anno prossimo farà un ottimo campionato di promozione, perché dopo 35 anni ha raggiunto l'obiettivo e credo che va premiato questo sforzo, quindi penso di rimanere lì anch'io. Perfetto, magari con i tuoi soliti gol. Tu invece di gol ne hai fatti tantissimi, non avete vinto nessun campionato, ci siete andati vicini, avete fatto i playoff, però credo che la soddisfazione di essere inserito come uno dei migliori giocatori, perché i gol sono stati tanti, è doppia. Sei venuto dall'altra parte della Sicilia, ti ringraziamo, la partecipazione è sempre importante per anche veicolare l'altra parte di una Sicilia che gioca sempre anche un bel calcio. È successo? Si è sentito male? Ha avuto un mancamento, va bene, succede, facciamo un applauso ad Alessandro, ha avuto un problema, spero un po' d'acqua, evidentemente ha avuto un mancamento, va bene, eventualmente poi lo ricoinvolgiamo con più calma. Grazie Alessandro, grazie Renato, io proseguo perché adesso è il momento di presentare uno dei primi 5 premi speciali che abbiamo inserito quest'anno in questa terza edizione del Penalty Awards. Il premio si chiama Un uomo per lo sport e sono molto contento e lusingato della presenza questa sera di colui che vince questo premio, il senatore Carlo Vizzini, che invito qui sul palco. Buonasera senatore. Allora, un uomo per lo sport è uno sport che ci coinvolge, che ci fa cascare malati, facciamo tanti sacrifici, ogni domenica la partita, tante amarezze, anche tante gioie. Ma questo calcio dove vuole arrivare adesso, in questo momento? Ma intanto non capisco come potrebbe essere un uomo senza sport, nel senso che lo sport deve fare parte della vita di ognuno di noi, da sportivo, da praticante attivo, da tifoso, se è possibile dirlo.
E il calcio sta maluccio come sta maluccio il paese in questo momento, nel senso che uno la mattina si sveglia, il giorno prima ha comprato dai cinesi una maglietta e si accorge che i cinesi hanno comprato l'Inter. E allora comincia la preoccupazione. Ce li stanno portando via comunque queste squadre importanti, ho questa sensazione. Beh, per la verità dei fatti, in Sicilia dalla fine degli anni 70, primi degli anni 80 in poi, i nostrani non ce la facevano a fare calcio. E quindi non sarà cinese, ma anche noi a Palermo abbiamo uno che certamente è nato un po' lontano da Palermo. Dall'altra parte dell'Italia. Si vede che in questo momento gli italiani ce la fanno poco, ce la fanno male. Vediamo giocare tanti di quegli stranieri e poi si vedono tanti dilettanti che potrebbero essere coltivati dalle serie minori per poi farli esordire. I famosi settori giovanili che dovrebbero essere... Capita poi che per esempio qualcuno si innamora di tutti quelli che si chiamano con la H finale, no? E ne compra, che so, li compra a coppie, a terzetti. Non sempre sono dei giocatori ad hoc. Magari li deve rimandare da dove vengono perché non sanno giocare, mentre faccio il caso del Palermo che rischiava seriamente di retrocedere, mentre i giovani del Palermo sono arrivati alle finali di tutti i campionati che disputano e non uno è stato fatto giocare con la prima squadra, come pure sarebbe stato giusto. Poi qui del calcio la sapete lunga e voglio dirlo qui. Con tanta sofferenza, devo dire, la sappiamo lunga con tanta sofferenza. Pur essendo tra quelli che considera come dire, la rivalità calcistica tra le città di questa terra, un fatto che se resta contenuto nella satira, nello sfottò, deve sempre esserci, ma il sogno che io ho sempre dichiarato pubblicamente è quello di vedere giocare una volta nella mia vita una partita Palermo-Catania in uno stadio senza barriere. Che bella, questa è una bella cosa, una bellissima cosa. E giustamente da un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport è la frase più bella che poteva nascere. Per la verità il mio traguardo più importante attivamente nello sport è stato quello di essere presidente di una squadra di prima categoria che era il Carini, che ho portato in promozione. Poi finirono i soldi e me ne sono dovuto andare. Benissimo. Io invito qui sul palco per premiare come un uomo per lo sport il premio speciale di Penalty Awards Teresa Chiara, presidente della FIGC di Catania. Buonasera Presidente. Ok, consegniamo a questo punto al senatore Carlo Vizzini il premio Un uomo per lo sport per il Penalty Awards 2016. Aspetti un attimo, perché voglio sentire anche il parere se una donna... Dico io il mio, essere premiato da lei vale il viaggio che ho fatto per venire qui da Palermo. Va bene, allora può aspettare ancora qualche secondo. Presidente, è un uomo per lo sport a 360 gradi, un uomo che vive veramente anche l'amarezza e la gioia dello sport, anche e soprattutto del suo Palermo. Allora, di tutto quello che ha detto, la cosa che mi è piaciuta di più è proprio sentire di voler giocare una partita senza barriere. È quello per cui stiamo lavorando già dal settore giovanile, perché dall'attività di base del settore giovanile dove bisogna iniziare a lavorare per trasferire quei valori veri dello sport e che solo il calcio può dare. Sicuramente crediamo tutti nel valore positivo che il calcio può trasmettere, perché è quello che noi desideriamo come federazione. Sentito che bella risposta. Grazie senatore Carlo Vizzini. Allora, Presidente, la FIGC si sta evolvendo sempre di più, l'ingresso di nuovi dirigenti, una donna in modo particolare, fa sì che questo sport che noi amiamo, noi del calcio dilettantistico per esempio cerchiamo di portare avanti un progetto con tanti sacrifici, facciamo in modo che venga conosciuto da più persone, però sappiamo benissimo che spesso e volentieri il calcio dilettantistico e i media un po' lo sottovalutano.
Sì, in effetti, però bisogna dire che ultimamente sia i giornalisti che le TV stanno aprendo di più le porte al calcio dilettantistico, è quello più numeroso, è quello dove i ragazzi iniziano a giocare per la prima volta. Io vorrei che avesse più voce, che le società avessero più voce, perché i sacrifici che fanno i nostri dirigenti, i nostri giocatori e anche i nostri allenatori sono molto più forti. Con poche risorse riescono ad raggiungere degli obiettivi fortissimi, quindi noi cerchiamo di essere vicini a queste società per supportarle, aiutarle quando hanno difficoltà o vogliono parlare con noi. Siamo sempre disponibili. È vero, sotto questo punto di vista la vostra è una presenza vera, attiva, positiva. Consegniamo una targa ricordo anche a Teresa Chiara, presidente delegato della FIGC di Catania. Grazie Presidente, grazie. I premi speciali sono 5, subito il secondo, perché c'è un incastro di orari, di aereo, quindi dobbiamo assolutamente inserirlo, ma con tanto piacere subito in questa prima parte della nostra manifestazione. Abbiamo il premio speciale Stampa 2016 ad un ragazzo catanese che racconta il calcio in scala nazionale, Peppe Di Stefano. Ciao Peppe. Allora, ho detto bene, lo racconti in maniera spontanea, è un calcio che non ci appartiene più ormai da un po' di tempo a questa parte, però devo dire che sei molto puntiglioso, poi tra l'altro ci racconti le vicende del Milan, che sono anni luce da quelli che sono un po' i nostri progetti attuali. No, è vero, grazie intanto del premio, grazie di questa convocazione. Io poi lo sanno chi mi conosce qua, sono molto legato alla mia terra, è vero che racconto il Milan, ma ieri ad esempio quando ho raccontato le vicende del Catania nel piccolo è una cosa che mi rendeva orgoglioso, forse più di dare una notizia sul Milan, quindi mi sento molto legato a voi, al calcio dilettanti. Io arrivo dalla federazione gioco calcio e quindi sono molto legato a loro, a tutti i dirigenti, a chi c'è stato prima e chi ci sarà domani. Noi siamo contenti perché insomma quando si torna a casa fa sempre piacere, perché appunto si rincontrano tanti amici, e se poi l'occasione è un premio credo che la gioia è doppia. Io credo che la distanza poi non la fa il tempo, non la fanno i chilometri, non la fanno le categorie. Penso che poi non c'è distanza tra quello che racconto io e quello che magari si vive qui. E io spero davvero che... Io sono figlio del calcio Catania di 10 anni fa, io ho sfruttato l'onda, io sono salito su quel carro perché mi sono messo in mostra, perché lo Monaco aveva ragione quando disse: se fai una squadra in Serie C sei giornalista di Serie C, se sei una squadra in Serie B e se fai una squadra in Serie A sei giornalista di Serie A. Ho avuto l'opportunità, l'ho sfruttata e spero di È andata bene. In questo caso chiamo Chris Grasso, GS Sport, sarà lui a consegnarti. Lui è un giornalista sportivo di Sesta Rete, televisione che insomma ti ha visto anche crescere, come anche del resto il sottoscritto. Abbiamo Chris Grasso, conosci Peppe Di Stefano, eccolo qua. A questo punto consegniamo a Chris Grasso, che la consegna a Peppe Di Stefano, il premio speciale Stampa 2016 per il Penalty Awards, eccolo qua, grazie. Grazie Peppe, grazie di tutto per essere stato con noi al Penalty Awards, Peppe Di Stefano. All'interno di questa bellissima struttura che è il centro commerciale Le Ginestre c'è un punto vendita importantissimo che è GS Sport. Tu sei un giornalista, ma in questo caso anche un imprenditore legato sempre al mondo dello sport. Sì, noi siamo partner del premio, abbiamo avuto l'onore e il piacere di esserti vicino in questa terza edizione. Sì, siamo proprio in galleria, chi vuole venirci a trovare dopo sarà ben accolto con sconti speciali. Perfetto, grazie, ti ricoinvolgerò più tardi, grazie a Chris Grasso. Bene, a questo punto parliamo di promozione e lo facciamo con le solite nomination riguardanti il portiere, il difensore, il centrocampista, l'attaccante, il dirigente e l'allenatore. Iniziamo subito con i 3 nominati per quanto riguarda i portieri. Vanno in nomination, li invitiamo qui sul palco: Vincenzo Colonna del Biancavilla, Marco Caserta Sant'Agata di Militello, Marco Amendola Sport Club Nissa. Abbiamo avuto una defezione, sta arrivando, è per strada, va bene, eventualmente. Ciao, come stai?
Allora, noi non sappiamo chi ha vinto questo ruolo del Penalty Awards. Manca in questo momento il terzo, che è Marco Amendola, ha avuto un contrattempo e per strada, quindi a prescindere da tutto noi apriamo la busta, se vince lui bene, glielo consegneremo dopo, ma essere stati presenti è sicuramente importantissimo. Allora portiamo qui la busta ed invito qui sul palco Giacomo Priolo della Jeunesse, tecnico giovanile. Giacomo Priolo, eccolo qua, sarà lui a consegnare l'eventuale targa al vincitore come miglior portiere. Eccolo qua, consegniamo la busta, vedremo chi ha vinto perché non ho visto le buste, ve lo dico subito. Vince Marco Amendola, Nissa Sport Club. Ecco, perfetto, ad hoc. Ha vinto Marco che è assente, però vi consegniamo lo stesso giustamente le targhe e scambieremo una battuta. Consegniamo le targhe ai due ragazzi che vanno in nomination, Vincenzo Colonna e Marco Caserta, che tra l'altro l'anno scorso era sempre in nomination se non sbaglio. Non c'è 2 senza 3, chissà forse per la prossima stagione. Però è andata bene perché col Sant'Agata è andata una stagione meravigliosa. Il portiere del Biancavilla. Allora una battuta veloce con voi, però vi allontanate sempre dal palco, avvicinatevi. Allora Marco, l'anno scorso è andata bene con il Rocca se non sbaglio, quest'anno anche col Sant'Agata, vince ogni anno il campionato, va in nomination, però l'importante è starci dentro e soprattutto ho visto che lavori anche con i ragazzini, questa è una cosa meravigliosa. Sì, l'obiettivo di quest'anno come l'anno scorso con Rocca era vincere il campionato, siamo stati primi dalla prima giornata fino all'ultimo tranne quando abbiamo riposato, che il Torre Grotte ci aveva superato. Quanto riguarda i bambini, sì, è una mia passione, sia i bambini a livello normale che a livello sportivo, mi piace tanto allenarli e mi piace stare... Ancora sei troppo giovane per allenare, quindi vai benissimo in porta. Biancavilla, stagione pazzesca quest'anno, avete veramente fatto un play, 2 mesi prima della fine della stagione eravate già con un piede e mezzo addirittura in eccellenza, anche la tua insomma, figura è stata importantissima per questo campionato super vincente. Sì, devo dire intanto grazie alla società, allo staff tecnico, all'allenatore, perché innanzitutto è un successo loro e poi anche se sono qui grazie ai miei compagni di squadra. Perfetto, lo dedichi a loro allora questo premio. Grazie ragazzi, grazie a Marco e grazie anche al portiere Colonna. Giacomo, non scappare perché abbiamo anche per te una targa ricordo per la tua partecipazione al Penalty Awards. Giacomo Priolo è un allenatore giovanile, quest'anno con la rappresentativa devo dire che non è andata bene come la scorsa stagione, ma è sempre soddisfacente. Oltre a questo sei anche allenatore di base in una scuola calcio che ogni anno migliora sempre di più, che è la Jeunesse. Diciamo che più che migliorare la cosa principale è stare con i bambini e farli stare bene, soprattutto nella realtà, nel sport, sincerità. Non è facile, noi cerchiamo di sbagliare il meno possibile perché i bambini abbiamo una grossa responsabilità e tendiamo sempre di farli divertire, la cosa principale è questa, senza mai promettere niente, cose che ultimamente purtroppo in giro si sente dire. È la volta adesso delle nomination per quanto riguarda il miglior difensore, sempre della categoria promozione. Sono in nomination, li invitiamo qui sul palco. Vincenzo Terranova Belpasso, Francesco Italiano Sport Club Nissa e Francesco Sardina del Casteldaccia. Eccoci qui, ciao Francesco, ciao Vincenzo. Trovata la strada? Sì. Ok. Devo dire che il ruolo del difensore è sempre un ruolo molto difficile perché insomma è anche una forma di equilibrio all'interno del gruppo, della squadra, del gioco. Se sbaglia un difensore si vede, se sbaglia il centrocampista un po' meno, però va bene. Allora, vediamo un po' chi vi consegna il premio. Sì, ho il piacere di avere qui sul palco una ex bandiera dell'Agrigento Calcio, parliamo di Lillo Capraro che è anche tra l'altro un delegato dell'AIAC appunto di Agrigento. Eccolo qua Lillo, guarda te l'ho messi proprio apposta, Lillo Capraro. Allora, siamo pronti? Consegniamo la busta a Lillo che ci comunica subito il nome di colui che vince come miglior difensore del campionato di promozione. Vince Vincenzo Terranova Belpasso. Vincenzo Terranova Belpasso, complimenti. Allora, questa la tengo io. Consegniamo a Vincenzo Terranova, miglior difensore della stagione del Belpasso.
vittoria in Coppa tra l'altro, quindi perfetto. Consegniamo anche le altre 2 targhe agli altri 2 atleti, Francesco Sardina e poi anche Francesco Italiano. Perfetto, allora non scappate perché una battuta la facciamo subito, però prima la facciamo con Vincenzo. Vincenzo, quest'anno come l'anno scorso, vittoria di Coppa, categoria guadagnata anche per la prossima stagione, un'eccellenza che si presenta difficile, ma credo che ancora una volta la vostra squadra, il vostro gruppo, la tua esperienza potrà dare una grandissima mano d'aiuto a tutto l'entourage. Sì, diciamo che abbiamo preso gusto con la Coppa perché 2 anni consecutivi che la vinciamo, quindi sì, ci sarà un organigramma da fare, da attenzionare con molta attenzione appunto, quindi adesso sta alla società un po' preparare la stagione che si verrà a presentare. E tu sei molto fiducioso e sarai ancora una volta ai nastri di partenza. Francesco Italiano invece difensore della Nissa, che anche insomma, ha fatto un campionato meraviglioso, ha vinto abbondantemente già con parecchie settimane il campionato, una Nissa che non può assolutamente mancare nel calcio che conta, quindi credo che insomma, tutta la dirigenza e tutto il gruppo sta costruendo un progetto che deve durare nel tempo. Sicuramente abbiamo riportato il calcio che conta a Caltanissetta. Volevo condividere questo premio con i miei compagni di squadra e con la società che ha fatto sì di fare questo campionato importante. Perfetto, complimenti. Francesco, vabbè, ma dico, stare tra i 3 è sempre importante. La tua è una esperienza incredibile nel calcio dilettantistico e non solo, a dimostrazione che comunque poi ogni domenica l'importante è giocare, perché rincorrere un pallone per voi giovani è sempre la cosa più bella, l'emozione più forte. Giovani, insomma, sì, uno gioca per passione, quindi alla fine noi ci alleniamo, corriamo. Perché fate dei sacrifici? Lo facciamo anche senza guadagnare magari nulla ed è un piacere essere qua con voi e ringrazio tutti per questo premio. Grazie, grazie ragazzi, ai difensori del campionato di promozione, grazie ragazzi, complimenti ancora, complimenti Vincenzo, complimenti. Allora, Lillo, tu sei stato un difensore, insomma, vedi un po', guarda un po' che ragazzoni, il difensore vecchio stampo, un po' anche rozzo, un po' è passato di moda, adesso sono molto più tecnici, non so se sei d'accordo su questa cosa. Sì, ormai prevale la tecnica dall'agonismo e quindi dico è giusto che magari oggi il giocatore sia più tecnico, ma tutto dipende avendo le basi, se si parte da una base di una buona scuola calcio, se si fa calcio allora sì, ma ai tempi miei quando io giocavo in mezzo alla strada, non c'erano campetti, erano altri tempi, non c'erano i campetti in erba sintetica, c'era un pezzettino, trovavamo una cosa rotonda e giocavamo tutti a calcio. Un calcio d'altri tempi appunto. Consegniamo una targa ricordo a Lillo Capraro, delegato AIAC della provincia di Agrigento, grazie per essere stato con noi Lillo. È il momento di presentare un altro artista ospite all'interno del nostro Penalty Awards 2016. Lui in questo momento è il cantante del momento con il disco del momento. Con noi Paolo Antonio. Le mani? Yes. Dopo nota, goccia dopo goccia, questo è il brano giusto da cantare nella doccia. Semplici parole, sole, cuore, amore, questo è proprio quello che si dice un tormentone. E parte il ritornello prima che cambi stazione. Il disco del momento, la gente canterà. Il disco del momento, la radio esploderà. Cassa in 4 quarti per movimentarti, questo è il brano giusto da suonare ad ogni party. Quel tipo di canzone che mette buon umore, che scala le classifiche, che piace alle persone, che puoi comprare a 0,99. Il disco del momento, la gente canterà.
ai bagnini da nord fino a sud. Piace ai teenager e piace anche ai manager, devi ascoltarlo anche tu. Potrà commuoverti o darti la carica per sopportare lo stress. Legalo a fasi di vita ed eleggilo a sigla del tuo weekend. Il disco del momento, la radio esploderà, la gente canterà, la radio esploderà, la rete impazzirà e poi si scorderà, la gente canterà, la radio esploderà, la rete impazzirà e poi si scorderà, e poi Il disco del momento, Paolo Antonio. Grazie mille. Ciao Antonio, grazie per essere stato con noi. Il Grazie tuo a disco voi. sta andando fortissimo, è veramente il disco del momento. Speriamo. Complimenti. Incrociamo le dita. Paolo Antonio. Grazie, buona serata. Grazie Antonio.